Passa in Consiglio regionale la legge sull'autonomia energetica derivante dall'idroelettrico. Insieme alla legge sul fotovoltaico, il Veneto spinge le politiche energetiche verso la direzione green e verso l'autoproduzione. A Palazzo Balbi è siglato un accordo con GES, il gestore dei servizi energetici dello Stato, per la mappatura delle aree del territorio regionale idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. Una mappa su cui costruire il piano energetico basato sulle fonti rinnovabili. Oltre al fotovoltaico si parla di eolico offshore. Questo è il nostro principale obiettivo, censire tutte le aree dismesse industriali, cave, eccetera, e fare in modo che queste aree idonee vadano a creare una fonte, di un nuovo archivio di tutto quello che potenzialmente potrebbe essere territorio per le rinnovabili. Tempi? I tempi sono assolutamente celeri e certi, 60 giorni come previsto dal protocollo per avere già un piano d'azione che poi si metterà in linea con quello che è il nostro piano energetico regionale. Di PNRR ci sono anche altre fonti di finanziamento e onestamente io penso che anche a livello nazionale si dovrà sempre più incentivare il fatto che i cittadini possano diventare autonomi energeticamente con le loro fonti rinnovabili direttamente presso le loro abitazioni o presso le loro aziende. Nel discorso di insediamento di Giorgia Meloni alle Camere emerge l'autonomia differenziata. Non avevo dubbi, anche perché penso che noi siamo assolutamente in linea, la Costituzione è chiara, si parla spesso di autonomia differenziata, non è altro che un federalismo fatto su misura. Ogni regione può chiedere quello che le spetta in base alla Costituzione, la Costituzione prevede una possibilità massima di 23 materie e dopodiché l'abito è sartoriale. Nota triste per Zaia, si è spento l'amico, il consigliere fidato, il mentore della sua lunga carriera politica, Fabio Gazzabin. Legatissimi, e con Fabio ho condiviso 30 anni della mia vita. E quello che sono oggi è anche merito suo, nel senso che abbiamo iniziato praticamente da ragazzi. E lui è sempre stato con me, cioè è stato con me. Io ero assessore provinciale, lui era presidente della Commissione Agricoltura e io ero assessore all'agricoltura. Sono stato presidente della provincia, lui è stato il mio vicepresidente, dopo ho fatto anche il direttore generale venendo lui dal management privato. Poi siamo venuti in regione, è stato capo segreteria quando ero assessore e vicepresidente, è diventato capo segreteria quando io sono diventato ministro e siamo andati assieme a Roma, vivevamo assieme a Roma, tanto per dire il mio rapporto con Fabio. E poi qui è stato il mio capo di gabinetto per 10 anni. È andato in pensione e la sfortuna ha voluto che il mare lo abbia accolto. E se ne va un punto di riferimento personale per me e anche per la comunità.